Momento importante, un pomeriggio importante, davvero sul palco, un'ovazione per il CIF, un lavoro importante davvero. È una giornata importante perché la cultura, la musica sono momenti di aggregazione fondamentali per far passare quella che in queste ore è la cultura del rispetto nei confronti delle donne, nel ricordo, nella ricorrenza ovviamente della giornata delle donne, nei confronti di un centro che ha molta base femminile e che è nato e che continua ad andare avanti con una grande forza e spinta delle donne, ma ovviamente con un obiettivo di fondo che poi è quello dei valori che sostengono questo centro e credo che questo sia da rimarcare in tutte le iniziative che fa, come quella di oggi, e nella quotidianità che porta avanti, che è quella dell'associazionismo e quella delle iniziative culturali, ma anche quella della formazione, che io ho avuto modo di conoscere a fondo quando mi sono occupata tanto di formazione qui a Genova in Liguria, di conoscere e di capire nel profondo, anche collaborando ovviamente con il CIF. E l'impegno, la cura nel formare ragazzi e ragazze, ma nel formare anche tanti mestieri femminili e non solo, ma di andare a cercare quelli che sono i settori di cui più c'è bisogno, in quel saper fare che vuol dire tante cose, vuol dire sartoria, ma vuol dire anche riuscire a formare i ragazzi per andare a manovrare le gru nei periodi dell'innovazione, piuttosto che saper fare in maniera molto accurata i corsi di cucina, ma di alta cucina. Ebbene, ci vuole una grande cura, il CIF l'ha, e credo che anche i dati, che sono stati peraltro ribaditi anche oggi, siano una risposta importante, un riscontro della professionalità che c'è, perché le iscrizioni, il numero dei corsi sono segno di una grande vitalità e dei valori di fondo che conducono l'attività del centro da tanti anni e che con piacere riscontro venendo qui e continuando a seguire l'attività un po' più da lontano, ma con passione. Ma sempre col cuore? Sempre.
Battesimi, comunioni, matrimoni, non farti prendere dall'ansia. A vestirti ci pensa Adriana con il suo vasto assortimento. Le linee più di tendenza e quelle più classiche. I colori più attuali, per lei, per lui, anche per le taglie comfort. Adriana, lo storico negozio di Bolzaneto, rende unici i tuoi momenti più importanti. Dal 1960, specialisti delle cerimonie. Adriana, un nome ligure, una storia italiana.